Gianni Stivai, presidente Cogevo Venezia, Consorzio Gestione Molluschi e presidente OP Bivalvia Veneto. Allora, questi 3 giorni di Stati Generali della Pesca del Veneto, insomma, sono andati bene, e una sua sensazione in tal senso? Beh, secondo me è andata molto bene questi 3 giorni. Ora è importante che anche il mondo della pesca faccia un passo in avanti di unitarietà, perché i problemi di uno è uguale ai problemi di altri settori. Qui c'è da parte nostra troppo individualismo, no? Bisogna essere un po' più spiriti di squadra, bisogna essere più compatti perché solo con la compattezza si può raggiungere i risultati. Le componenti di questo tavolo di concertazione, tutte protagonisti ovviamente di questi stati generali, hanno dato un segnale importante in questi giorni. C'è la voglia, come diceva lei, di fare squadra per garantire al comparto un futuro assolutamente più ottimistico, anche in ottica di sostenibilità. Sì, certo, noi siamo i pionieri di varie certificazioni e noi come consorzio, come OP di Venezia e di Chioggia, siamo i primi in Italia a aver l'autorizzazione e la certificazione delle vongole bio. La certificazione bio nell'area qui di Caorle della Brussa, lì ho evidenziato 3 miglia per coltivare le vongole biologiche. Siamo l'unica realtà in Italia. Oltre alla certificazione biologica, abbiamo ottenuto nel 2018 un'ulteriore importante certificazione, unica realtà al mondo, la certificazione MSC di pesca sostenibile, perché noi facciamo una pesca sostenibile. Ecco perché è importante questi 3 giorni stiamo svolgendo qui a Caorle come a Chioggia, e domani c'è la chiusura a Venezia. È importantissimo l'unione di questa realtà.